Una grande alleanza per un futuro ambizioso. 24 sindaci in rappresentanza di 100.000 cittadini hanno istituito l'Associazione dei Comuni dell'Area Berica, un patto che va oltre i campanili, oltre i colori politici, un progetto per intercettare i fondi europei del Recovery Fund, un progetto che verrà portato avanti anche grazie al supporto della Regione e Giacomo Possamai assicura la massima attenzione. Tante volte uno dei grandi limiti del nostro territorio è il campanile, cioè l'idea di non lavorare insieme tra amministrazioni. L'Area Berica, per rilanciarsi, per costruire il suo futuro, per dare uno sfogo fino in fondo alla sua vocazione turistica, alla grande vocazione che è data dalle meraviglie di quel territorio, deve lavorare insieme, per cui su questo anche la Regione deve impegnarsi a riconoscere questa scelta, a dare merito a questi sindaci che lavorano insieme. Il patto dei sindaci dà vita a una sorta di area metropolitana. Per concorrere ai bandi europei bisogna unirsi, fare numero, avere dimensioni che vanno oltre a quelle dei piccoli centri. In questo caso la forza turistica dell'area berica può essere valorizzata. Nei bandi regionali si può inserire una premialità per le amministrazioni che lavorano insieme e destinare risorse allo sviluppo del territorio che corre lungo la dorsale dei Colli Berici. È questa la visione di Giacomo Possamai. Insieme veramente l'Area Berica può crescere e può diventare la nostra Toscana, la nostra Umbria dal punto di vista naturalistico e della possibilità di frequentarla per i motivi enogastronomici, cicloturistici. Quindi va data fino in fondo spazio a questa possibilità.